Un volto da ragazzina, dalla carnagione olivastra e da lineamenti raffinati, di una purezza difficile da riscontrare in altre opere d'arte. Gli occhi neri e profondi, che con uno sguardo leggermente rivolto verso il basso comunicano esitazione, indugio, timidezza, magari anche un po' di disagio. Una donna giovanissima, dai lineamenti raffinati, affonda lo sguardo magnetico nel vuoto, davanti a sé, verso un punto indefinito. Con il capo coperto da un velo che ricorda il colore del mare di Sicilia, sembra ascoltare una voce che le parla dentro, mentre una leggera brezza agita le pagine del libro appoggiato su di un leggio. E quel lieve strabismo dello sguardo ci lascia intuire che la Vergine stia cercando qualcuno, forse l'arcangelo Gabriele, il messaggero di Dio che sta per annunziarle il suo destino. La mano destra è di una bellezza straordinaria e la Madonna compie un gesto significativo, come a voler trattenere lontano chi le sta davanti, l'osservatore, il pittore o forse l'angelo stesso. È come se volesse fermare l'eventuale presenza fisica dell'angelo, tenendolo a distanza, come a voler sottolineare di essere già a conoscenza del proprio destino. È l'annunciata e non l'annunciazione. La Madonna guarda davanti a sé, come se già avesse ricevuto la notizia. Il messaggero di Dio, che annuncia alla Vergine il suo destino, è già presente dentro di lei, in quel petto verso cui la mano destra si dirige mentre chiude il velo con un gesto di assoluta intimità. La Vergine, colta di sorpresa, protende la mano con un soprassalto di pudica sorpresa, ma anche di interrogazione. Guardo magnetico, evocativo, attento e consapevole, resta dunque senza nome. Ma quel che conta è che nessuno, fin quel momento, era stato capace di rappresentare così la femminilità in un soggetto sacro, sublimando la rivelazione del frutto benedetto del suo seno. Dopo più di 5 secoli, questo piccolo quadro rimane un'opera meditativa, fonte di intense emozioni, capace di stimolare piccole e profonde riflessioni su ciò che rappresenta. Fermo in quel momento preciso, annuncia che il Verbo ha deciso di farsi carne, che lo Spirito Santo si materializzerà, generandosi da un soffio e dando inizio a tutto. Un miracolo che si rivela ogni volta che ci troviamo al suo cospetto.